britannico che tiene alla puntualità e giustamente proviamo ad adesso mi sentite meglio? Allora, sono stata subito invitata a rispettare io per prima la puntualità, il relatore ci tiene molto anche perché ha moltissime ecco, questo va un po' meglio. Ha moltissime cose interessanti da dirci questa sera. Io sono eccitatissima all'idea di ascoltare la conferenza di Fernando Rigon. Allora, mi ha chiesto di essere estremamente breve. L'argomento di stasera, riguarda uno degli artisti, che stanno a noi più a cuore, Jacopo Bassano. Jacopo Bassano che, molti definiscono il primo pittore della realtà, definiscono un grandissimo ritrattista e noi io credo stasera, capiremo ascoltando il professor Rigon in che termini possiamo comprendere queste accezioni. Partiremo dall'indagine di un quadro chiave nella carriera di Jacopo Bassano, che è L'ultima cena che voi tutti conoscete, capolavoro straordinario conservato alla Galleria Borghese di Roma, e ci accorgeremo che tutti questi volti, di questi protagonisti non sono volti inventati, ma sono volti effettivamente reali, di personaggi in carne ed ossa che hanno, vissuto e che, Jacopo in qualche modo ha ritratto in maniera estremamente realistica. Questo fa di lui un ritrattista, sebbene nel suo catalogo pochi siano i ritratti che noi ad oggi conosciamo, ma comunque tutti di altissimo livello. Noi abbiamo avuto la fortuna di averne potuto acquisire uno, recentemente, L'uomo in armi, ma avevamo già il bellissimo bozzetto per il ritratto del doge Venier. Un ultimo accenno è che per, svolgere questo argomento, così interessante, così intrigante, ma dai confini a volte labili, no, difficile da ricondurre, in un discorso coeso, Fernando Rigon ha avuto un'idea geniale secondo me, quella di utilizzare le nuove tecnologie. Noi tutti parliamo spesso dell'utilizzo delle nuove tecnologie, di come queste ci possano aiutare a comprendere meglio l'arte. Ecco, io credo che l'idea che ha avuto Fernando Rigon sia stata un'idea veramente brillante, che ci aiuterà ad analizzare, a percorrere questa straordinaria storia. 2 sole parole sul nostro relatore, sebbene non abbia bisogno di grandi presentazioni. Si è laureato e perfezionato all'Università di Padova con alcuni dei più grandi, docenti, e storici dell'arte, tra cui Bettini, Pallucchini e Puppi. Ha svolto, numerose attività, tra tutte presso il Centro Internazionale di Studi d'Architettura Andrea Palladio di Vicenza. È stato direttore di importanti musei, intanto di quelli dei Musei Civici di Bassano del Grappa dal '76 all'83 e poi anche quelli di Vicenza, dove ha realizzato numerose mostre, progetti e pubblicazioni. Si deve a lui, l'inizio, i primi passi, la fondazione del Comitato Nazionale che ha appunto portato avanti assieme a Massimiliano Pavan, quindi gli studi su Canova, peraltro fa parte del comitato per gli iscritti, come anche, Mario Guderzo che è il curatore della rassegna e altri direttori emeriti del museo. Dall'89 al 2001 è stato anche segretario di un progetto molto importante che si chiama Restituzioni di Banca Intesa, che magari alcuno di voi conosceranno, altri no. È un progetto che ormai da tantissimi anni, ogni 2 anni restaura un'ingente parte del nostro patrimonio artistico e lo restituisce alla fruibilità, alla godibilità di tutti noi. È accademico olimpico, membro del consiglio scientifico del CISA, Centro Internazionale Studi Architettura Palladio, oltre che autore di alcune centinaia di pubblicazioni. Lascio la parola a Fernando Rigon. Buona conferenza. Buonasera. Si sente? Non si sente? Ecco. Allora, rispetto all'invito
o all'annuncio che vi è stato mandato c'è una piccolissima variazione. Vedete che il volto degli interpreti porta come estremi di date 1534-1548. Perché? Perché questa conversazione è stata in qualche modo, dalla gentilezza ma anche dalla fermezza di Barbara Guidi, mi è stato estorto, perché non volevo farlo. Non volevo farlo perché mi immaginavo che era un'impresa troppo importante. Siccome io voglio assolutamente finire per le 18:30, 18:35, ho dovuto comprimere, anche perché è una conferenza sperimentale in cui mi affido alla vostra capacità mnemotecnica e soprattutto alla vostra sensibilità fisionomica. Per cui dovrete tener presenti una ventina di quadri basilari, di cui ognuno ha le didascalie o didascalie abbreviate con il luogo dove si trova il quadro, perché a mano ritorneranno e dovrete voi, come quando incontrate le persone per strada, dire: ah, questo io l'ho visto, questo è il tale e questo è il tal'altro. E quindi sarà fondamentale appunto che non perdiate di vista neanche le didascalie, che sono piuttosto estese, perché ho confezionato il tutto in vista della messa in rete della stessa conversazione, che credo sarà fruibile tra 2 o 3 giorni, che è un ausilio formidabile, perché vi garantisco da relatore che il risultato è eccellente e siccome ormai sempre più viviamo di contatti virtuali più che di contatti umani, e anche le opere del nostro Jacopo Bassano sono una realtà virtuale, tutto sommato, sono un pezzo di 500 che è arrivato tra di noi, potrete rivederlo, tornare indietro, tornare avanti, quindi le didascalie sono scritte anche piuttosto in un carattere molto ampio, perché questo in realtà non è una conferenza di arte, è un laboratorio di ricerca. Ecco. E partiamo, preparatevi. Perché? Perché anche Jacopo Bassano ha avuto in un anno cruciale della sua esistenza, dell'esistenza storica e della sua arte, una sua 8,5. Quando per Lieritzo dipinge questo quadro favoloso, col quale, come vi ha detto Barbara Guidi, apro questa conversazione, che è un'ultima cena, attorno a quel tavolo raduna tutti gli interpreti maschili che avevano costellato la sua carriera e la sua produzione precedente. Da abilissimo facitore di Photoshop li trucca, li altera, come aveva fatto Fellini, che alla fine di quel film aveva radunato tutti interpreti, comparse e aiutanti nel carosello finale prima della partenza dell'ipotetico razzo per uno spazio che in realtà non c'era. E proprio per questo ho voluto fare questo accostamento, perché veramente vedrete che questo quadro ci servirà continuamente da paragone, per cui gli interpreti in realtà sono diventati tutti dei protagonisti. Anche in 8,5 sono tutti protagonisti, cioè sono degli attori che danno insieme il nome al titolo dell'opera. Per cui questo quadro andrebbe più propriamente avere per titolo I 12 apostoli all'ultima cena, 1548. Come ha scoperto Augusto Gentili, c'è un particolare nascosto che dà la chiave a tutto e motiva tutto il quadro.
In un angolo c'è il più bel ritratto di tutta questa tavolata, è costituito da questo vivissimo vecchio che in realtà è quasi l'unico identificabile con certezza degli apostoli, sono 3 o 4, ed è San Tommaso. Che cosa sta facendo San Tommaso? Sta contando con le dita e dice: 1. Come mai? Perché a Bassano era precocemente arrivato nel 48 la notizia che il Concilio di Trento, che è la città più vicina a Bassano, perché insomma con Venezia ci si arriva in un attimo, i padri conciliari avevano deciso che l'Eucaristia venisse amministrata, come del resto facciamo ancora, sotto una sola specie, la specie del pane e non la specie del vino. E quest'uomo che non si rassegna a non arrivare alla fede se non attraverso ragione, come faceva Jacopo Bassano, che dipingeva secondo ragione, è là che si domanda: ma uno, d'altra parte, dopo la scoperta dell'America, pensate voi le difficoltà che potevano avere i missionari nel dover amministrare il vino nel Messico, che non c'era. Ecco, quindi era una delle decisioni più rivoluzionarie, più radicali che il concilio potesse prendere. In più Jacopo, che è già avanti con gli anni, ma vedremo non tanto come possiamo credere, ha un momento di crisi perché il suo primo figlio maschio è morto, però per fortuna ne sta aspettando un altro che lui non sa che sarebbe stato un maschio, ma lo sarebbe stato, che è il grande Francesco, che troveremo più di una volta durante la nostra conversazione. E quindi vedete che in un angolo, prima ancora dell'istituzione dell'Eucaristia, un solo apostolo sta bevendo il vino prima della consacrazione, ma la boccia resta qua, proprio a 2 millimetri dal coltello di chi? È il coltello di San Pietro che taglierà il pane, però è quello che aveva anche tagliato l'orecchio a Malcolm, perché nell'orto del Getsemani non aveva saputo trattenere il suo caratteraccio, che sappiamo era molto impulsivo. Eccolo questo ritratto che vi prego di fissare, perché come anche noi tanti Tommasi che mettiamo, non ci credono se non mettiamo il naso, andremo incontro a una rassegna. E la prima è nel 1536, a uno dei primi debutti di un'impresa freschiva in una piccola chiesa tra Tezze sul Brenta e Santa Croce Bisgolina, quindi a un passo di qua, oltre al grande retablo centrale, chiamiamolo retablo, c'è un sottarco dove Jacopo Bassano, come Leporello, dice: la mia lista di ritratti è questa, perché fa una serie di clipei, cioè di tondi, nei quali mette tutto il suo repertorio ritrattistico. Evidentemente circolava per le strade, sia di Venezia che di Bassano, era incantato da questa stirpe che vuol dimostrarsi essere una stirpe sana, di bella gente, la sua razza, per cui questa merita di passare alla storia. Come è bello il suo paesaggio, come tutto è una plaga felice che va esaltata. E qui, grazie all'amico Mario Bozzetto, che ha sempre il suo archivio aperto per me e per le mie conferenze, ho delle diapositive veramente favolose. Non prima di aver notato che è proprio da questa postazione che, avendo passato almeno 3-4 mesi per affrescare questi interni, Jacopo Bassano fissa il vero punto di rappresentazione della sua città. Qui un particolare tra le tanti, perché oggi parliamo di volti di persone, ma ci sono anche i volti delle cose, le città, ci sono i volti degli animali di cui abbiamo parlato, ci sono anche i volti della botanica che non abbiamo mai analizzato, e lì sarebbe anche questa un'impresa, perché i due suoi sono tutti ritratti, con questa differenza, che un ritratto di un animale, di una cosa, sono fissi e si perpetuano nel tempo, invece i ritratti di uomini sono legati a quella variabile identificativa che è appunto l'individualità di una persona. E difatti probabilmente là, vedete, prende la matita in mano in uno dei pochi disegni che ci sono rimasti, stupendo, e difatti è al Louvre, rappresenta, c'è qualcuno che dice, il suo fratello
Giambattista, che era nato nel 1517 e lo rappresenta come un borghese con quel berretto caratteristico. Fissatevelo bene in testa, perché lo troverete, ma non ve lo indicherò, se non con il cursore, che era simbolo di un rango piuttosto elevato. Perché è stato scritto che Jacopo Bassano è il pittore contadino. No, è il pittore borghese di una città mercantile che guarda con grande ammirazione l'attività dei contadini, che è tutta un'altra cosa. E questo è uno dei precocissimi ritratti, le date le vedete tutte, siamo nel 1536-37. E quindi cominciamo la nostra rassegna e vedete che accanto ai vari santi, eccoli qua, con glabri o con le barbe o con i nasi più o meno adunchi, nel sottarco, ecco, ci sono queste ottime figure, anche di orientali, queste grandi barbe. Sembra che lui abbia come uno schedario a casa e a mano che gli serve tira fuori la foto segnaletica di ciascuno e li compone mettendo insieme facendo ovviamente, come vi ho detto prima, i trucchi, le combinazioni, invecchia, ringiovanisce e dimostrando di avere una capacità magica nel rappresentare, e vedremo cose meravigliose. Ecco, c'è chi ha la barba, chi è senza, e io ho fatto una specie di casistiche per facilitare la vostra esperienza di questa carrellata. Prima di tutto il volto dell'autore. Ne abbiamo un ritratto molto tardo, ma quasi sicuramente il suo manifesto, che è del 1534, c'era la data che è qua per fortuna, la fuga in Egitto, lo rappresenta e lui si fa rappresentare con lo stesso espediente che aveva avuto prima della scena finale Marcello Mastroianni, che guardava in macchina, perché è lui il vero protagonista. Questo probabilmente è il fratello e questo invece è un contadino, il borghese e il contadino che seguono la fuga della Sacra Famiglia. Eccolo qua, e da qua abbiamo la constatazione che non possiamo più scrivere che Jacopo Bassano è nato nel 1510. Jacopo Bassano è nato almeno nel 1515 e vi darò una prova fondamentale più avanti. Suo fratello è del 17, la mamma poi muore, il padre Francesco il Vecchio, ben noto, anche alchimista, si risposa e ha altri fratelli e sorelle. Vedete che il particolare più delizioso, a parte di questa torre che può ricordare una specie di Monte d'Acuto, una torre tipo Ezzelino, è il fatto che lui porta la borraccia. Come dire, io sono il garante di questo quadro, sono l'autore di questo quadro e la sua sussistenza dipende dalla mia abilità pittorica. Nella storia vera io sono quell'accompagnatore che porta con sé l'acqua, l'elemento essenziale perché la Sacra Famiglia in questo viaggio ai piedi pedemontana veneta non abbia a morire di sete. Quindi è una doppia garanzia. Lui farà spesso questi giochi e li farà soprattutto quel manifesto ufficiale che sono le 3 tele della sala dell'udienza. Ne vediamo 2, eccola qua, in cui lui per sé riserva la parte più importante. Questo è Azzaria, il giovane bello come un dio, dice il libro di Daniele, che assiste al miracolo che i 3 suoi conterranei, condannati da Nabucodonosor a essere bruciati nella fornace ardente, si salvano per devozione e lui cosa fa? Ti gira le spalle e vezzosamente ti guarda in macchina per dire guardate che se siete qua è per merito mio, perché se no non vedreste niente. E lo stesso fa, e l'ho scelto proprio come immagine dell'invito che vedete, quando si autorappresenta come un giovane ragazzo infortunato e zoppo, come dire sono all'inizio della carriera, sono ancora zoppo, mi appoggio, ma vedrete che diventerò tanto bravo a fare i ritratti e a rappresentare me stesso. E vedete che l'aria è quella, c'è appena qualche sfumatura, perché un grande artista non si ripete, modula ma non si ripete mai. Eccolo qua, questi volti di famiglia li rivediamo in questa carrellata di riassunto e sempre per coloro che poi guarderanno per internet la didascalia in modo da non perdersi. Una prima categoria, la più buffa, è quella dei glabri e degli imberbi, perché Jacopo Bassano è invece bravissimo a fare le barbe e le chiome, ma ha anche una categoria
come questo grassoccio badiale, vedete, che si ritrova anche in un altro quadro di Sansone e che si ritrova identico nel bel quadro di Pove con San Vigilio. Vedete che sembrano pressappoco la stessa persona. Belli, grassocci, pingui, eccoli qua, e altro, che c'era a Santa Croce un'altra specie di abate, di frate, insomma, che era rappresentato come un santo. Del resto, la Cunningham gemella, che una è a Cittadella e l'altra è a Fort Worth, grande acquisto per la mostra che si fece allora, presenta un oste che è esattamente la stessa persona. Eccolo qua, ovviamente un oste bello grasso, perché è quello che mangia meglio di tutti, e viene rappresentato glabro in questo modo. Altri particolari, questa volta ripeschiamo i due, cena di Cittadella, cena di Fort Worth, e andiamo a vedere se troviamo qualche cosa nella nostra ultima cena. E troviamo precisamente lo stesso personaggio. Quando vedete una diapositiva che ruota su se stessa è perché l'ho capovolta. Sarebbe così, ve l'ho capovolta per farvi vedere la corrispondenza. Lui forse aveva dei cartoni, dei grandi fogli con lo spunticchio, cioè con i puntini come facevamo all'asilo, poi mettevano il carboncino e ci andava dietro e giocava di scala. Questi disegni che poi dovevano essere rinnovati sempre come delle attrezzature, perché la carta si strappava, si sgualciva, si alterava soprattutto il carboncino se lo toccavi. Ecco qui, vedete questo particolare che vi avevo mostrato dell'ignoto apostolo che beve ante litteram il vino per l'ultima volta, l'ultimo vino, e lo confrontiamo con questo singolare signorino che sta entrando, vedete, con questa fantasiosa penna, ve lo rovescio, eccolo qua, e vedete che la corrispondenza del naso soprattutto è uguale. Dal 37-38 al 48 sono passati 10 anni e a questo personaggio, che forse era uno dei suoi modelli veri, è spuntata la barba. E quindi adesso, alla ricerca di questi profili, noi andiamo a vedere dei quadri dell'esordio della sua carriera, la andata al Calvario di Tolosa, in cui ricompare il signore, chiamiamolo glabro e grassoccio, che è un cavaliere, è identico, è nell'andata al Calvario già più matura di Cambridge, cioè ripesca a distanza di anni le stesse figure, perché non dobbiamo mai dimenticare una cosa che invece dimentichiamo sempre, che quando questi grandi artisti raggiungevano queste vette e si compiacevano di se stessi, i quadri poi li salutavano, sapete, e non li vedevano più per tutta la vita. Quindi avevano bisogno di avere uno schedario, noi ce l'abbiamo ed è molto più facile per noi. Quindi devono avere il cosiddetto liber veritatis, cioè la memoria di tutto quello che avevano fatto. Perché poi, se andavano a finire in delle chiese qua dei dintorni, ancora era possibile, ma se andavano a finire dai privati o emigravano lontano, non li vedevano mai più. Figli persi e affidati al mondo. Ecco, per esempio, scavando troviamo altri particolari. Questi lo faccio per il bambino che prega, che è quello della fornace ardente, eccolo qua, che è tutto agitato. Dov'è? Eccolo qua. Sì, beh, insomma, eccolo qua, sì, eccolo qua. Perché qua non ho messo gli occhiali gli altri. E allora, come vi ha anticipato Barbara Guidi, a un certo momento ho detto, ho il figlio di un mio amico che fa il criminologo molto giovane a Roma, e ho detto, senti, se mi passi qualche programma che proviamo a vedere con le acquisizioni forensi, confrontare due immagini, potete farlo anche voi, inserite, e ho trovato, non era necessario, perché è talmente chiaro che queste sono la stessa persona, però vedete la quantità di punti di riferimento che mi ha dato. Logico che il mio computer è un computer non professionale, che quelli che usano la cosiddetta ignoranza artificiale hanno degli strumenti molto più adatti, però noi ci arriviamo con i nostri mezzi e vedete che le soddisfazioni sono state minori di quelle che io mi aspettavo, perché sono partito con una cosa che sarà la sorpresa, perché alla fine della conferenza ci saranno due, diciamo così, rivelazioni che vi aiuteranno a capire. Però è stato piuttosto utile. Ecco uno schema per fare addirittura
quelle ricostruzioni che fanno, per cui vediamo il volto di Giulio Cesare vivo, il volto di Augusto vivo e tutte quelle panzane, e abbiamo provato col nostro presidente, che però, avendo indossato in questo caso da giovane e da vecchio gli occhiali, non c'è di peggio. Quando arriviamo all'aeroporto la prima cosa che ti fanno levare le fotografie sono gli occhiali, perché è logico che questo sistema, che è un sistema passivo, è un sistema meccanico, rivela più facilmente gli occhiali, che sono un prodotto della tecnica, che non la faccia, che sono un prodotto della creazione e del tempo. E difatti vedete che qui mi ha dato appena il 45% per il nostro cavaliere Grassoccio dei risultati. E lo stesso capita per Sofia Loren, perché ovviamente sia per l'età, sia per qualche trucchetto che sappiamo benissimo c'è, sia per i punti di riferimento sono soprattutto negli occhi, perché quelli non cambiano. Lo sguardo cambia di umore, ma la sostanza dello sguardo è sempre quello. Ecco una ricostruzione facciale. Allora, entriamo di nuovo, e non lasciando il nostro signore glabro, e vediamo che nel Sansone e i Filistei c'è, ve lo rovescio per farvi vedere che nella disputa tra i dottori, che ora è a Oxford e l'altra è a destra, la persona cambia un po' la copertura della testa, ma è perfettamente la stessa. Questi ritorni troveremo continui. E quindi, per esempio, ho detto, scelgo come campione la barba appuntita, perché è una cosa talmente vistosa, perché lì si può agire come vuole. Capelli e barba sono un punto del volto nel quale l'artista si sente più libero, perché può compiere le variazioni, sono quelle, la conciatura, la pettinatura, la barba sono una parte integrante, la parte del ritratto e del volto. Ecco che per esempio uno dei santi del San Vigilio di Pove ha questa barba, che è quella di un orientale che era alla chiesa di Santa Lucia. Questa adorazione dei pastori di Barley House, lo stesso è la stessa barba, eccolo qua, vedete che si ripete. E poi invece per un ritratto da cavalletto, con questo rovesciato, il famoso stupendo ritratto di Memphis, che è uno dei pochissimi giovanili, non sappiamo chi è, ma guardate l'intensità di quel volto, di quegli occhi che proprio sfuggono per la tangente. E così, sempre restando alla disputa di Gesù tra i dottori, vediamo lo stesso, uno dei dottori del Tempio di Gerusalemme, con la sua bella barba, e pescando questo signore che ci gira le spalle, vedete che è vicinissimo uno dei due commensali della cena in Emmaus. L'ho ripreso per avere un confronto più diretto. Ecco qua un altro, la stessa persona, questa volta con un piuma ma prestata dall'altro ragazzino. Ecco il confronto. Vediamo poi che uno dei commensali dell'ultima cena è lo stesso, solo che invecchiato e fatto diventare di un'età adeguata. Ci ha aggiunto tutte quante, ha fatto un bel maquillage, come fanno i grandi attori che poi prendono l'Oscar, soprattutto se sono molto truccati e per lungo tempo, perché più si trasformano, più dimostrano di essere abili in queste cose. Ecco i confronti. I confronti, vedete che è una selva di punti di rimando e di amplificazione, sia tra quello, il signore piumato che il commensale, sia queste immagini che sono, ecco qua. Adesso ho preso un'altra categoria molto significativa, perché l'ho chiamata il grido. Perché? Perché una delle sfide più grandi che deve affrontare un pittore è quello di rappresentare un volto di una persona con la bocca aperta, sia che rida, sia che pianga, sia che canti, altro. E perché la bocca aperta porta proprio una difficoltà enorme. E difatti, se pensate a tutti quelli che cantano, che ridono, hanno qualcosa di estremamente stucchevole. Perché poi quest'uomo gridi nell'ambiente di Gesù tra i dottori? Non c'è ragione, se non quella che il pittore voleva far vedere che aveva superato un traguardo, era riuscito ad rappresentare una persona urlante.
Eccolo qua un altro dei Filistei, perché qui c'è ragione, perché hanno paura di Sansone, ma qua non si capisce perché questo personaggio ci sia un altro che grida, vedete qua, e qui un altro ancora con la bocca aperta e con risultati veramente unici, perché pochissimi riescono a far questo. La prova provata ce l'abbiamo, perché a Chatsworth c'è una serie di 6 disegni in cui Jacopo Bassani, e si sono salvati, pensate il miracolo, ha provato a mettere in posa i suoi modelli e ha provato a farli con la bocca aperta. Quindi che gridano, vedete che la corrispondenza è addirittura palmare, puntuale. 1541, il ritratto di Asolo, i 4 ritratti della Para dei Riformati di Asolo, in cui veramente quando prende poi la cittadinanza onoraria di Bassano e lo esentano dalle tasse per la sua abilità, qui credo compia uno dei più bei ritratti che abbia mai compiuto. Se nato nel 15, fate il calcolo, del 41. Lo vedete, ma soprattutto perché di un anno dopo c'è questo ritratto da cavalletto che probabilmente ha fatto per un suo direttore spirituale, questo francescano, che purtroppo è un ritratto che non si vede perché è una collezione privata di Wood, e lo vedete che è lui girato di un po' e invecchiato di una quindicina d'anni. È un modello reale? È un modello di invenzione elaborato? Questo è l'ambiguità del ritratto. Il ritratto nasce per far durare la persona, per far durare il ricordo, per far durare il tempo. Naufragano persona, tempo, eccetera, e resta solo il ritratto così, senza nome e senza nessuno. Uno scoglio disabitato da varia vegetazione, perché non c'è più nessun punto di riferimento, per cui possiamo dire che il ritratto si significa, a meno che non abbia il cartellino con il nome e la data. E questo nome e la data di questo francescano che cos'è? Ovviamente il teschio, cioè il tempio che ti porta a morire. E guardate la corrispondenza come è stata veramente importante. Importante perché la comparazione, che non è appunto tra 2 fotografie, ma tra 2 dipinti in cui è introdotta la variante della creatività. La macchina fotografica è inerte, cioè può diventare artistica, ma se no è un mezzo meccanico. La pittura no, perché c'è sempre la partecipazione, poi in questo caso addirittura l'invecchiamento. Non mi sarei mai immaginato che la macchina, il nostro modesto computer di casa che potete fare anche voi, mi desse dei risultati così. Ma c'è di più. Quando più tardi, nel 1551, manda ad Asolo questo capolavoro in competizione con l'Assunta di Lorenzo Lotto, vedete che ripesca per il San Ludovico di Tolosa, che sappiamo era il santo giovanissimo, era il santo re, doveva diventare re di Napoli, ha rinunciato a tutto, è diventato vescovo e poi muore poveretto a 27 anni, quindi giovanissimo. Con questo stupendo Don Andrea dobbiamo cercare dove ha visto questo magnifico riccio se c'è da qualche parte, perché è di per sé una conferenza, dentro una conferenza, ma andiamo avanti. Eccolo qua il ritratto di un po' vecchio del francescano, e guardate se non è perfettamente sovrapponibile, ed è molto strano che proprio Asolo, ricordandosi di questo quadro di 15 anni prima, mandi un altro ritratto proprio nella stessa sede. Quindi sarà andato a rivedersi la Pala dei Riformati della chiesa di Asolo e poi ha voluto dare questo omaggio e dedicare a San Ludovico, e dopo sembra ovvio le barbe, quelle guardatevele per conto vostro, adesso avete gli strumenti. La deliziosa paletta di Sant'Orsola, che è qui per fortuna, mostra un San Valentino di una soavità. Troverete dentro ripetutamente delle fisionomie che sembrano come di una stessa famiglia, come avesse a disposizione una famiglia di belli o una città di belle persone. Per cui ripete sempre. Eccolo qua, questo è uno dei disegni di Chatsworth, ve lo faccio girare e vedete che è il San Valentino. Cosa succede? Ecco. Che poi è sempre il ragazzo piumato della cena in Emos che sta portando il pollo o la faraona o quello che volete. È anche un paggio di un'adorazione
dei magi che troveremo tra poco. È anche uno dei guerrieri nel massacro di Sansone con i Filistei. Vedete che gioca con le piume, con l'elmo, con il berretto. Eccolo il berretto che abbiamo visto. È anche molto vicino al disegno primo che abbiamo visto questo. E poi direi che la palma della sua abilità è costituita dai ritratti di San Giuseppe. San Giuseppe è il personaggio che più ricorre, nel quale ha operato i giochi di prestigio più affascinanti che ci siano. Che questo sia San Giuseppe lo sappiamo benissimo, è la nostra fuga in Egitto. Non lo sappiamo bene perché è la Madonna e San Giuseppe che scoprono Gesù che a 12 anni si è perso nel Tempio. E vedete che quindi c'è questa figura di fondo che troviamo anche in Cristo l'Adultera, è quasi identica. E ricorrerà questa figura inquietante, io la chiamo la telecamera di sicurezza, la telecamera di avvistamento, come una persona altra, una persona terza, che poi ha la sua coscienza di artista, che continua a verificarti e a guardarti, come dire, stai bene attento a quello che guardi, perché io sto producendo arte per te. E invece lo fa molto più vivo, molto più campagnolo. Qui andate a vedervelo di sopra, presto fate, con quella verga, con i fiorellini, perché invece che il giglio in mano a San Giuseppe fiorisce una verga di gelsomini, perché l'uomo è brutale e pratico, ma ha delle gentilezze d'animo insuperabili. Ecco per intero l'adorazione dei magi che troviamo già delle nostre conoscenze, come questo, come questo. Quello che è interessante è il San Giuseppe, che questa volta è diventato anche piuttosto vecchio. Ma peschiamo i giovinetti, questo è il San Valentino con un altro, e in fondo con un berretto, un signore strano, ma sempre la telecamera di sorveglianza che ci sta seguendo. E così diamo anche un'occhiata di come sa modulare la barba, la lunghezza della barba, il San Zeno, il San Gerolamo che abbiamo visto, eccolo, le corrispondenze non sono molte, ma la fisionomia è quasi identica. Telefoni? Qua c'è un telefono che suona, non si sa di chi. Sì, ma il mio non è, non so. Eccolo qua, l'adorazione dei magi, più bella adorazione dei magi, che è quella di Edimburgo, con il San Giuseppe confrontato con un santo con un santo dell'Ultima Cena. Vedete che la corrispondenza è quasi identica. Andiamo avanti perché ormai il gioco, diciamo, è avviato e c'è questo signore che è sempre quello, aspetta che adesso qua qualche volta fanno, che è identico in vari altri quadri, e la sua abilità è questa: per non far vedere che è lo stesso disegno che utilizza, che per caso è a corto di idee, sarà che è a corto di idee ma non è a corto di tecnica, lo gira leggermente di qualche grado, per cui gioca sempre nella sfuggita del profilo, in modo che vedi la punta del naso che è quella, l'orecchio è quello, però non è tutto uguale. Qui abbiamo i miei 2 quadri preferiti in assoluto di Jacopo Bassano in queste 2 fughe in Egitto divergenti, quella di Pasadena e quella di Toledo nell'Ohio, dove c'è tra l'altro la Madonna più alta, e la analizzeremo, che sia stata mai dipinta. Ma siamo ancora nel mondo di San Giuseppe. Vediamolo, una parte di questo si è conservato anche il disegno, che è in una collezione privata di New York. Non sappiamo di chi sia, l'ha scoperto Redick, beato lui, e vediamo invece San Giuseppe di Pasadena, ve lo giro e vedete che è lo stesso interprete ripreso, e dopo, a distanza di 3-4 anni, lo ha rifatto in 2 quadri completamente diversi. Un po' più tardi anche il San Giuseppe è invecchiato, quindi l'adorazione di pastori di Upton Court era, perché in ottobre sono andato per vederlo, ma tanto è amato e tanto è ammirato che re Carlo III se lo è portato in una delle sue residenze private per poterselo guardare il più possibile, per dirvi il livello di ammirazione
che gode il nostro pittore di Bassano. Eccolo qua, e vedete che è un po' girato, perché la sua grande abilità non è soltanto nella resa della fisionomia, è nella resa delle posture, di cambiare, di giocare, come nelle fughe di Bach, di giocare in questo risalto semispeculare, cambio e salto di rigo, per cui con pochissime variazioni abbiamo effetti completamente diversi. Lo facevano anche gli architetti. A guardar bene è stato ricostruito Piero Luca, che guardate che Palladio praticamente con 5 o 6 elementi ha ha sempre fatto la stessa villa, solo che la combina in varie maniere, che giungerà fino a Fröbel, che era colui che aveva inventato i giochi per bambini. Ne hanno regalato uno a Frank Lloyd Wright e lui se l'è fatta, e anche Frank Lloyd Wright ha giocato con questo assemblaggio. Assemblaggio combinatorio di vari elementi. Per questo vi ho detto che è una conferenza molto tecnica, anzi vorrei dire da filologia pittorica, perché vado alle radici di ogni immagine. La Vergine gentile. Per la Vergine ha almeno 2 varianti. La Vergine dal profilo gentile, che è la mamma o la matrigna, la sposa no, perché si sposa molto tardi. È impossibile che si sia sposato a 38 anni, 36 anni e abbia il primo figlio a 47 anni, neanche San Zaccaria, neanche Abramo, quindi bisogna levargli almeno 4 o 5 anni, perché sicuramente però è sempre un ultra trentenne che ha il primo figlio, che per allora era uno senso. Lui aveva dedicato la sua vita alla pittura, quando si è sentito a cavallo ha fatto anche, messo in piedi la famiglia. Vediamola qua, che ha questa gentilezza e questa asprezza nello stesso tempo, si ingentilisce molto proprio in mezzo ai campi di Santa Croce Bigolina, eccolo qua, e diventa una Madonna molto ufficiale nella nostra pala di Matteo Soranzo che avete di sopra. Quali cittadini al mondo possono permettersi, vedendo una conferenza di dopo, andare su in museo a vedersi la materia prima senza prendere aerei, treni e correre di qua e di là? E questa è la nostra Italia, fino a giungere al vertice della Madonna gentile, che è quella. Come fa per un paesetto come Rasai, che è vicino a Feltre, che poi capisce solo Volpato che fa il falso e gliela vede a Monaco e adesso purtroppo è a Monaco, a tirar fuori la gentilezza di questa Madonna, oppure ne sceglie una che vedete che è una di quelle Madonne sempre molto giovane, ma quelle Madonne di razza matronali, questa che sembra aver dietro chissà quanta genealogia, invece questa è una ragazza spontanea, vera del popolo. Godetevi queste variazioni, con ogni tanto qualche intrusione. Guardate San Giovannino cosa è diventato da San Francesco che era. È identico, solo che la fonte della giovinezza gli ha levato 30 anni, 25, 30, 40, quello che volete. Eccolo qua. E allora vediamola, perché la più bella Madonna è quella della fuga in Egitto di Toledo, perché non è classica, perché non è astratta, non è medievale, perché non è troppo fervente, non è neanche rinascimentale, perché potrebbe essere di Raffaello, ma ha una spontaneità, una verità, una fragranza, proprio alla felicità dei fiori di questa nobile popolana, che è perfettamente identica a quella di Monaco, solo che a Monaco le fa come una specie di accenno di doppio mento. Ma forse per me è la più bella Madonna che abbia mai visto in tutta la storia della pittura come bellezza fisica. Con anche una, ripeto, una spontaneità di natura che nessuno riusciva a fare. Vedete però che in altre immagini fa la madre del popolo, cioè la popolana. San Zeno, a Borso del Grappa, è logico che a Borso sono meno fini, dai, diciamolo senza offesa per nessuno, e quindi gli manda una popolana. Non ne parliamo poi di questa che chissà che destinazione aveva, e soprattutto di questa che io amo moltissimo, perché non poteva fare una Madonna troppo elegante con una capra nera dietro che sta rosicchiando, cercando di rosicchiare le foglie sopra la testa del bambino. È evidente, quindi vedete che il pentametro ha delle variazioni che oscillano
della fuga in Egitto che piacque tanto a Federico Borromeo, il cardinale che se la portò all'Ambrosiano, dov'è, e la Madonna è già più gentile, tranne il buco nero che è il presepe di Onara. Io lo vidi purtroppo oggi, Marina Giusti non è qua, ma quando suo padre mi portò nella chiesetta di Onara, dove c'era questo capolavoro che puzzava di stalla in chiesa, perché non ha comunicato solo verità visive, ma ha comunicato verità olfattive, perché sa proprio di letamaio, perché così deve essere. Io rimasi incantato, Valcanover lo venne a sapere e Justo Giusti del Giardino lo cedette alle gallerie dell'Accademia, e è giusto ricordare, per un prezzo affettivo, perché le gallerie di Accademia, i signori di Venezia, figurate se si tiravano una stalla del genere. San Gerolamo ce l'avevano già, ma è comunque è l'unico presepe che c'è a Venezia, dove lui ha cambiato tutto. Si è innamorato di Parmigianino e quindi la Madonna la fa Parmigianino. Guardate la postura del bambino, completamente diversa da tutti gli altri, è proprio un bambino così. D'altra parte tutto è eccezionale in questo quadro, anche il San Giuseppe. È un San Giuseppe ringiovanito che ritroviamo invecchiato di un po' nel San Pietro con il coltello dell'Ultima Cena. Ve lo ripropongo in confronto e vedete che il profilo adunco, puntito, aspro ritorna, perché questa, vedete, adesso vediamo se me lo prende, no, non vuol prendermelo, è una natività pasquale. Probabilmente, se ci sono le rondini, Cristo è nato per risorgere già, per cui Pasqua e Natale devono coincidere. E le rondini, come aveva scritto Sant'Antonio, sono delle rondini natalizie, annunciano il risorgere della vita e il risorgere della primavera. Qui non mi legge, eccolo qua, sì, finalmente me l'ha letto. Natività pasquale e l'attività di resurrezione. Altra casistica, l'Addolorata e le Marie. L'Addolorata è la Madonna al compianto. Comincia in queste due opere giovanili, per addirittura a Crosara. Io immagino che poveretti quelli di Crosara si vedono una Madonna vestita da suora, avranno perso un po' la televisione, invece è una citazione coltissima, perché lui l'aveva vista qua, è sempre rimasto là, il crocifisso di Guariento, dove noi tutti dicevamo, io per anni ho detto, la povera suora Buona Maria dei Buvoloni, e invece è arrivato un giorno il nostro compianto Don Ranco Signori, mi ha detto: Fernando, guarda che quella non è una suora, ho trovato anche che era sposata, è una vedova, la divisa delle vedove è quella, le suore sono vestite così perché sono le vedove di Cristo, va bene? E quindi sono vestite nella maniera che voi capite, e la prende e la studia e la prende di peso. E questo è una cosa interessantissima che nessuno sa. Adesso vediamo, perché qua sto pulsando. E lo faceva, l'avevamo fatto qua, dove però da giovane, e lo perdoniamo, ha preso una cantonata potente, perché quando la Madonna scopre San Giovanni, Gesù tra i dottori, ha vicino San Giuseppe, quindi vuol dire che non era vedova e doveva avere il capo scoperto, non il capo coperto, perché San Giuseppe era ancora vivo e vegeto. E lo stesso la Meterza di Sant'Anna con Maria Bambina, ma non era morto San Gioacchino, era ancora vivo, ma sapete, queste cose a un giovane artista si perdonano. Dopo sarà arrivato qualche monsignore che gli ha dato una bella lavata di capo e gli ha detto: guarda che hai sbagliato, non devi più farlo. E l'aveva fatto anche per questa Santa Monica, che è Monica, sì, va bene, Monica era vedova e quindi si poteva fare. È andata al Calvario. Adesso allora vediamo la Madonna vedova, qui sì, perché sicuramente San Giuseppe quando Gesù viene crocifisso è morto. La vediamo in varie versioni. Stupenda quella di Cambridge, che è la stessa. Vedete, intanto vi faccio vedere anche un San Giovanni che è identico a Gesù, identico, eccolo qua. La vedo, ve l'ho girata, la Madonna di Toledo, è lo stesso modello, e l'altra invece che è quella Madonna che vi ho fatto vedere, la nobile, diciamo. La Madonna nobile probabilmente l'aveva fatta per una signora, una donna, che aveva commissionato il quadro e gli ha detto: faccio lei come Madonna, va bene? E l'ha ritrattata. Sono tutti criptoritratti
anche di persone vere. E il massimo raggiungimento però avviene proprio con l'Assunta di Asolo. Ringrazio qui il professor Porcari, che è stato meraviglioso, che è andato a farmi queste diapositive strepitose. Ditemi voi che cos'è questo volto da cadere in ginocchio dalla bellezza e dall'altezza. E per San Giacomo di Lusiana, questo quadro che era perduto e l'ha scoperto Elisa Vanina, era arrotolato, manda sempre alla Pentecoste, giustamente, una Madonna vestita da vedova. Ma voi capite che mandar lì una Madonna che legge, in quei sgrebene piene di analfabeti che era San Giacomo di Lusiana, con tutto il rispetto, ma mandare un capolavoro del genere in cui la Madonna è così e San Giovanni Battista, tanto vedete che dietro la folla c'è sempre la telecamera da sorveglianza che non ci perde mai d'occhio, o una pelata del genere. Chi riesce a fare una pelata così? Cioè i capelli e te li levo tutti. È bravissimo a fare le chiome e bravissimo a fare anche le pelate. E un altro aspetto importantissimo, le Marie che sono coloro che accompagnano la Madonna, che hanno quasi sempre l'asta celibare. Nessuno cita l'asta celibare, guardatevela su internet, era la pittura delle spose vergini che andavano al matrimonio a Roma, che è la discriminatura e poi la treccia dietro. Avete visto le trecce di Faustina? Sì, ecco, allora qui c'è la treccia, guardate la casistica, persino Maria Bambina ha la sua treccina, vedete? E l'asta celibare, perché è più vergine di così, e la Madonna ce l'ha sempre, tranne la Maddalena. La Maddalena è stata una peccatrice, quindi ha i capelli sciolti, che era simbolo proprio anche di peccato, di lasciarsi andare alla passione. Ancora una data al Calvario, questa stupenda del British, dove già la pittura è abbastanza cambiata, e a questo momento lasciamo la Madonna per affrontare per sommi capi il volto di Cristo, il quale anche questo oscilla. Ha un filone di tenerezza, questo possiamo dire che è il figlio della Madonna di Toledo, non di questa, ma dell'altra, è la nostra Trinità di Angarano, eccola qui col Cristo dolce. Eccolo, fin della pesca miracolosa ha questo volto, poi arriva a questi risultati in due versioni, uno col viso gentile e uno il viso più allungato. Vediamo di fare un approfondimento. Un Cristo molto popolano, un altro più, e poi il supremo per me è la dolcezza del Cristo di Lindisburn. Vedete la dolcezza, la passività, che è questo, è lo stesso Cristo, prima che porta la croce e poi crocifisso. Le date sono quasi corrispondenti, un po' prima e un po' dopo, ma senz'altro è lo stesso modello. Il Padre Eterno, qui era il sua goduria, perché poteva fare delle barbe che erano in piena, con delle brentane di barba che poteva fare, no? E San Giovanni Evangelista, eccolo, dove abbiamo delle sorprese. L'aveva già fatto scrivendo Evangelista a Santa Croce Bigolina, lo rifà qua, e vedete che a Lusiana, eccolo qua, con questo profilo appena sfuggente, è lo stesso, uno dei pastori che abbiamo visto, di una bellezza sconvolgente. Guardate quel nasetto che si alza, mentre qui è più popolare ed ha una serie di variazioni interessanti. Il discorso si fa specifico allorquando il fulcro dell'Ultima Cena, che è la nostra, diciamo, opera guida, è costituito da questo stranissimo San Giovanni Battista, che crolla di fronte all'immensità del mistero, che non si è mai visto un San Giovanni Battista così, che sta lì proprio, come si può dire, accasciato dalla grandezza del mistero. È lo stesso angelo, purtroppo non sono riuscito a trovarvi una diapositiva migliore, vedete che la persona è la stessa, identica, con quella bocca appena aperta che fa vedere i denti, che è una cosa difficilissima da rendere in pittura. Eccolo qua, lo vediamo per intero, vediamo il Cristo che è il fratello di quello di Londra con il viso lungo, ma quello che è incredibile, e qui è proprio lui, la scena di 8,5, che fa anche tutti i ritratti dei piedi.
Ecco, perché anche i piedi hanno la stessa dignità delle facce, quindi il volto dei piedi, Jacopo Bassano è fantastico in fare anche questo. E vedete che poi è lo stesso che era quel San Giovanni lì. Allora, proviamo ad andare a vedere se per caso il Cristo dell'Ultima Cena è una citazione personale, per cui Mastroianni è vestito come Fellini, ma però è anche Marcello nel film, e se per caso è lui che è diventato più vecchio, se per caso in queste due opere Jacopo si sta facendo il ritratto nel 48, quando dice finalmente spero di diventare padre, eccolo qua, oppure è suo fratello di cui si perdono le tracce proprio nel 48-49 e vuol dedicare alla memoria dell'amato Giovan Battista le sembianze del Cristo che sta per morire. Sono tutti interrogativi che aumentano in questa aria parentale la bellezza, finché a un certo momento, superando i limiti del 48, già nel 55, a Budapest troviamo questa immagine, ma la pittura dopo il 48 cambia anche la pittura e cambia anche il repertorio, cambia il film, insomma. Tutto avete capito che l'estorsione da parte della dottoressa Guidi era dovuta perché si doveva finire, anche se siamo oltre il 48, e doveva finire con questo strepitoso acquisto del museo di Bassano. Il comune può andare orgoglioso perché credo sia una delle più grandi acquisizioni nella pur ricca storia del museo di Bassano. E quindi strappiamo e andiamo a vedere cosa c'è, perché questo, che è la fine, è un fuorisacco, e anche la sorpresa che mi ha riservato la maggiore possibilità e opportunità. Intanto, sicuramente fin dall'inizio Jacopo ama dipingere le corazze, perché la corazza indica che cosa? Il riflesso. E quindi per conto mio ne aveva una in studio. Probabilmente è favoletta, è romanzetto, ma nel 1532, quando Carlo V è passato per Bassano e in capo al ponte il Lazzaro del Corno gli ha tenuto l'omelia, siccome viaggiava niente meno che con 45.000 soldati. Immaginatevi il nostro povero Bassano con 1.000 cavalieri, quindi hanno mangiato anche, non so, penso i piante da fiori dei davanzali, perché 1.000 cavalli divorano tutto. Non è improbabile che qualche armatura sia rimasta. E allora ho voluto vedere come ha fatto, perché le ha sempre fatte le armature, addirittura da dietro. Adesso mi propongo con uno studioso d'armi a vedere se ho ragione, oppure fa l'usbergo, che è la cotta, la maglia. Anche questa è un'armatura di vario tipo. Eccola qua. Vedete, molto bella, molto raffinata, con le gambe nude. E tutto doveva essere qua oggi il professor Foscari, ma ha avuto un grave contrattempo perché mi ha detto: e se il ritratto di Bassano fosse tagliato e avesse le gambe fuori? Il che è probabile, perché se è un cavaliere gli schinieri non si possono portare perché si ferisce la pancia del cavallo. Ecco, però c'è una cosa da dirgli: Jacopo Bassano non ha mai fatto un ritratto a figura intera, si ferma sempre a una certa altezza, quindi non lo so. Il primo raffronto è stato fatto, il primo che veniva in mente a tutti era il Cavaliere al seguito dei Magi, dell'Adorazione dei Magi di Edimburgo. Spero ve la ricordiate. Io dopo con Mario l'abbiamo vista insieme a Edimburgo, è un quadro insuperabile. Allora lì ho cominciato a lavorare per primo con i miei confronti forensi, diciamoli. Eccolo qua, perché c'era più di qualcosa. Poi, siccome dopo a Budapest, vedete che qui la pittura si va proprio sfaldando, lui ha superato la barriera del suono e la sua pittura va in frantumi, volutamente va in frantumi, per cui diventa gestuale, non più descrittiva. Eccolo qua, ma guardate la lucentezza, perché dopo sostituirà le armature con i rami. Qui era il super nel dipingere rami e metalli, che in realtà non dipinge rami, dipinge la luce che si schianta sul rame e si annulla sul rame e sul metallo.
e ha sempre continuato. Nel 68, nel Presepe di San Giuseppe, nel 72, 74, cos'è, 76, nella Carità di San Martino, e vedete che questa armatura la accompagna. Quindi lui era un maestro delle armature. Ho fatto le prove. I risultati subito sono stati ambigui, perché sì, mi dà gli occhi, mi dà il riflesso, però evita, perché questo naso poi, che si chiama desinente trifoglio, non è la base del naso qua, va bene, che variava e sapeva variare, però, ma io continuavo a dire, ma non è quello il punto di riferimento. Là in fondo, in California, c'è un altro ritratto in cui abbiamo quegli stessi occhi, quasi alla deriva del tempo, abbandonati e come rassegnati. Questi sono due personaggi assolutamente vicini. In questi ultimi giorni, perché ci ho messo un mese a fare questa conferenza, sappiatelo, ho preso un test e ho telefonato a Francesca Boso, che è la collaboratrice del museo, che è bravissima. Ho detto: Francesca, vada su e mi misuri la faccia del nostro ritratto. E non le dico cosa avevo avuto di risultato, perché operando sulle fotografie ho fatto una proporzione e dalla fotografia ho fatto prodotto di medi uguale al prodotto degli estremi. Voi non potete immaginare quando per telefono mi dice: dottore, la testa è alta 19 centimetri. Io quella di Adra avevo 18,8. Quindi è la stessa persona, proprio così. Non ci troviamo con le date, perché il nostro lo metterebbero verso il 1555 e l'altro verso il 1550. Io rovescerei assolutamente i due termini, anche perché a sorpresa il mio povero computerino personal mi ha dato unico caso 69,1% che sia la stessa persona, che ha un valore strepitosamente alto per 2 dipinti. Per 2 fotografie no, ma per 2 dipinti sì. Allora vedete la corrispondenza degli occhi, la difficoltà poi di stabilire il mento, per cui la mia proposta è, e questa è una novità credo da convegno, che il quadro di Bassano vada anticipato al 48-49, anche per quella nicchia lì, e che questo è lui diventato vecchio? No. È suo padre per caso? È un parente? Perché tutto corrisponde, soprattutto lo sguardo, insomma. La maggiore marcatura di identificazione sono gli occhi, e se il naso qui è più patatino, diciamo, gli occhi e lo sguardo sono esattamente la stessa cosa. E con questa gioia, diciamo, guardate la tempesta di corrispondenze che mi ha dato il computer, ho messo, e ve lo leggerete, le ragioni. La corrispondenza del naso è addirittura 79,14, nonostante l'esame autoptico mi dia invece una certa differenza, e con questo io vi rivelo qual è la ragione vera e ultima per la quale ho detto di sì, per questa immensa fatica, questa felice estorsione da parte della dottoressa Guidi. Ed era perché ero appena arrivato qui nel 1976 e mi studiavo un'opera che amo moltissimo, che è il Presepe di San Giuseppe. Me lo guardavano caldo da morire perché era luglio. A un certo momento guardo poi quello sguardo da matto, geniale, di questo ragazzo che tira la vacca in scena con quei millimetri di bianco che danno tutta la psicologia, dicendo: ma che bello, allora non ero ancora arrivato alla razza bella che vi ho dimostrato, ma che bello sto ragazzo. Vado via con il pensiero sulla testa e vado addosso, perché allora era lì, al ritratto di Gerolamo Campagna, che è sicuramente di Francesco Bassano. Ho cacciato un urlo, ho detto: è lui che ha 19 anni qua, e quindi entra nel mestiere. È lui che viene rappresentato dopo la morte per quella specie, chiamiamola, disperazione, tentato suicidio, fobia, perché era pieno di problemi, e per il quale Jacopo, che non poteva avere tutti quegli anni nel 68, leviamole almeno 5, aveva dedicato il suo tesoro, e sarà anche il più bravo dei suoi allievi, anzi qualche volta addirittura di più. Guardatelo qua. E lo pubblicai per i 70 anni di Rodolfo Pallucchini, e questo è stato una scoperta che si vede che
ben dopo 50 anni, mi ha detto: "Tu quella conferenza sui volti la devi proprio fare". Grazie. Grazie, mi alzo per quei discorsi. Fernando. Io sono felicissima, ti ringrazio, ma credo insomma che tutta la nostra platea sia rimasta sorpresa, felicemente sorpresa di queste intuizioni, no, che comunque, anche se non pretendono di essere le risposte assolute, no, ma semplicemente aprono, no, ad altre domande, ma questo fa parte un po' anche del mestiere dello storico dell'arte, perché la storia dell'arte non è una scienza esatta ed è questo il suo bello, no, perché poi gli studiosi discutono e giustamente il ritratto di Uomo in armi, quando è stato riportato al catalogo di Jacopo Bassano, perché per molti anni gli studiosi avevano indicato la paternità di Veronese, per esempio, no, invece un po' di anni fa Lui. Bernard Reichema, riprendendo in mano quest'opera e ricominciando a ragionare sopra, è il primo che avanza l'ipotesi invece che si trattasse di un'opera di Jacopo Bassano, proprio grazie a questi confronti con gli altri ritratti, tra cui anche quello del Ghetti. E poi le altre studiose che diciamo a seguire hanno colto questa suggestione, si sono messe a discutere, che sono due massime, no, per quanto riguarda gli studi su Jacopo Bassano, sono la professoressa Vittoria Romani dell'Università di Padova e Emily Brown, che era curatrice assieme a Paola Marini della mostra di Jacopo Bassano nel 92, dialogano a distanza proponendo delle datazioni effettivamente differenti. Questa io credo che sia senz'altro una suggestione assolutamente interessante. Anch'io stilisticamente lo ritengo un po' precoce rispetto a quella che è la data maggiormente accreditata, ma quello che mi sento di dire, al di là di qualunque ipotesi, qualunque discussione, è che Jacopo Bassano è veramente un grandissimo. Io credo che sia uno dei massimi pittori che il nostro, diciamo, questa terra abbia avuto la fortuna di poter partorire ed offrire al mondo. Le sue opere sono strepitose e questo lo dimostra anche il fatto che è un pittore estremamente amato dai pittori, cioè da coloro che dagli studiosi e dai pittori, cioè da coloro che riescono a capire E se la Caravaggio, andando in Ungheria, come vuole la nostra collega, fosse passato per Bassano e avesse visto i piedi nudi del nostro San Giuseppe, del pastore di San Giuseppe? Allora, io sono una accanita sostenitrice della tesi, che invece molti rifiutano seguendo Roberto Longhi, che Caravaggio, che era allievo di Simone Petersano era un pittore veneto che si era trasferito a Milano e da cui Caravaggio era stato a scuola, gli abbia, diciamo così, lo abbia incoraggiato a fare uno dei viaggi di studio anche a Venezia e nel Veneto. Quindi io sono fermamente convinta che Caravaggio abbia visto Jacopo Bassano, abbia ammirato Jacopo Bassano, si sia appuntato con i disegni, perché nelle botteghe i pittori utilizzavano i disegni e le copie dai disegni proprio come una sorta di archivio, no, da cui pescare e riarrangiare le sue composizioni. Questo viaggio veneto di Caravaggio è sostenuto soprattutto da Lionello Venturi, è avversato invece da Roberto Longhi, la cui, diciamo, teoria caravaggesca è quella che ha vinto su tutti gli altri, per cui nessuno ne parla più. Però io sono fermamente convinta che Caravaggio abbia ammirato e carpito un'altra delle doti più straordinarie di Jacopo Bassano, questa capacità di essere teatrale, cioè i suoi quadri sono degli spettacoli teatrali. Apre questi sipari, no, e ci presenta queste scene che sono le scene della
Esatto, della realtà, della sua realtà, e anche qui Jacopo Bassano è un pittore realista in questo senso. Quindi sì, sposo in pieno questa tesi, e alcuni volti, alcune figure, alcune posizioni in alcuni quadri Caravaggio sono esattamente gli stessi di alcune composizioni di Jacopo. Volevo dire una cosa che ho intravisto, qua è chiuso, No, ho intervisto in fondo il sovrintendente Marani, che è venuto da Venezia, che questo mi fa piacere. Siccome hanno fondato una nuova rivista che si chiama Ca' Foscari, che è molto tecnica, vorrei proprio lì fare una perorazione per vedere di applicare queste tecniche di riconoscimento criminali, vero? Per trovare i colpevoli. Ecco, i colpevoli, non l'autore dei colpevoli, ma i colpevoli veri, per vedere se riusciamo, perché questo è un lavoro lungo, cui sono sicuro che riusciamo ad avere di più dalla polizia del recupero dei beni culturali. E ormai, e questo mi ero dimenticato di dirvelo, questo sistema qua è l'equivalente dei droni in archeologia, perché l'archeologia sta facendo passi da gigante perché vedono dall'altro. Questo noi vediamo per sovrapposizione. Ecco, quindi speriamo di essere stati all'avanguardia anche in questo.